Amici furlans, mandi e benvenuti anche a questa nuova stagione di Contadis, la nostra trasmissione in madrilenghe parla a conosci e tutti i protagonisti dal sport, dall'attività sportive in Friuli. Queste settimane è venuta a Chiatanus Maila Andreotti, la campionessa di ciclismo su piste, si fa in conta di c'è che vuol dire fare ciclismo su piste e c'è che vuol dire impegnarsi ogni giorno in trasporto. Benvenuta Maila. Buongiorno a tutti. Mandi, allora Maila, tu sei giovane, tu sei di Niespolet, è vero? Esatto. E tu fai ciclismo su piste. Sì. C'è molto mai che tu hai staccato a fare proprio queste attività? Allora, diciamo che mio padre correva in bicicletta e fin di quando ero piccola mi è sempre piaciuto e diciamo che mio padre mi ha detto provi alla Cori e dite perché no e di che volte lì sono ormai 15 anni che corro di quando eri proprio piccole. Sì, perché tu hai pupi di 15 anni, per cui Esatto. è facile fare il calcolo. Ma il ciclismo, allora, la passione di tuo padre, io vivo nel lavoro, ma c'è chi è piaciuto in tal primo proprio te? Allora, all'inizio veramente non mi piaceva tantissimo perché non eri fortissima, avevi sempre una mia compagna che mi batteva sempre, quindi all'inizio non mi piaceva tanto. Dopo, quando ho cominciato a avere cultuare sai, così, hai cominciato a vincere le prime gare e dici che di lì, con stimolo, la in avanti. Si può dire anche che era la tua compagna che vinceva sempre ieri? Come ho smesso di corridore a Ciccone. Ah, ok, lo stavo dire. Allora non si sa mai che sei sempre a vedere la televisione e essere qua di che. Con i primi vittori sono arrivati soddisfazioni, tu sei stato a correre anche no, dove? In zona qui, ma un po' in tutta Italia. Ma diciamo che il sport che soprattutto femminile ti parte a correre in tutta Italia, perché in regione saranno tipo 3 o 4 gare se vonde. Perché dopo proprio ciclismo su piste? Perché mi è sempre piaciuta poi la tattica, poi il contatto 1-2 così e poi dopo mi piace di sempre. La tua famiglia ti seguisce sempre? Sì, tutti. Tuo padre penso di sì. Sì, beh, ovvio. Se ti dici, no? Prima di la via e magari dopo quando tu sei tornato con le vittorie o anche dopo... Loro magari non lo fanno in via di tante, però sono contenta. Sono contento. Allora, tu studi anche muovere, tu sei giovane, Sì. tu sei a scuola, c'è scuola fatta. Faccio il liceo scientifico sportivo a Udi, il Volta. E quindi insomma, comunque una scuola di attività sportive. Che mi permette di fare, sì, perché se no non arriverei. Troppi ore ti alleni ogni giorno? Dipende, 3 o 4 ogni giorno. Fai proprio un calcolo di ogni giornata che tu fai, e scuole, sia di allenamenti, come ti organizzai quella giornata? Allora, diciamo che a scuola faccio 9 ore di attività sportive a settimana, quindi già lì mi impegno a vonde. Dopodiché, diciamo che durante il periodo invernale faccio poi palestre, nuoto, diciamo preparazione. Invece dal periodo estivo lì che hai anche le gare, e rivitiasi di scuole tordos e alchi partecipa a fare allenamento fin 5 così. E di Niespolè dove tu a fare allenamento? Non c'è strade sopra? Ma diciamo che in pista voi a San Giovanni nella Tisone, dopo su strade, siccome c'è tanti un po' di salite discussive, voi sempre su per San Denel. San Denel, quindi insomma Rovigna, su parla, Sì. lì che sono anche salite bielis, c'è tanti bielis. Hai sempre, che vedo nel ciclismo, pensi che se di su pista, se di su strada, se di più o meno la stessa roba. In realtà non è così, sono quasi 2 discipline diverse, no? Sono completamente differenti. Se diciamo che dal ciclismo su strade sì, hai poi fatture magari per i saliti, così, però è manco il tecnico che dà la pista. Quando tu dici tu fai di tecniche in pista c'è si intende, proprio te Studia l'avversario, esatto, tanti dopo dipende sempre dalla specialità che si fa. La tua specialità qual è? Io andai 3 3 o 4, poi manco li hai 500 metri di ferro e la velocità è il carry e la velocità olimpica che è con due frutte. È vero che le biciclette dal ciclismo su piste hanno anche freni? Esatto, è scatfish. È scatfish, quindi non tu puoi scambiare velocità per scugna e partire. Esatto. Cioè, quindi tu si vede gli ambis sburti in un vole, no? Esatto, perché durante l'inverno fai in palestra, ok, per potenziare poi. Sì, e a San Giovanni della Tison l'allenamento
Ma si rive, rischiardamente, il direttore Luca Cecchini, che è il cambialene di qua che ha cominciato a fare piste, dopo si gira tutti assieme, dopo ognuno, cioè dipende dalla specialità che fa, a farsi il suo allenamento. Ascolta, i tuoi compagni di scuola ti dicono magari quando ti viene sul giornale? Loro sì, mi domandano sempre se magari hai qualche gara importante, cioè mi domandano sempre se è là. E tu qualche tifoso particolare che ti seguisce anche? A scuola? Sì, sì. Poi, a parte Qualche muroso, non sai, io lo domandi, ma sì. il muroso non è di Cale, di Verone, però comunque sì, anche dalla scuola sono poi magari i dirigenti che mi domandano, cioè dopo sì, la mia migliore amica che è dalla scuola. Allora facciamo anche un po' di aspettesi, dai, il muroso di Verone si è mudato chiaro al fuori, che magari lo so dire perché non sai se capisce Furlan, però arriva a Viodi, non sa anche a Verone, non si sa mai. Lui sì, è Riccardo Minali, lui è il campione italiano come me. Quindi tu la sia stata alle piste? Sì, dicono che si sono conosciuti a 13 anni e di che volte si è sempre stati insieme. Lui, anche lui insomma, fa ciclismo, lui sì. Il campione italiano dopo se l'ha vinto. È quinto agli europei e dicono che ha vinto tipo 7 gare su strade, parece un primo anno, un buon risultato. Il tuo mio risultato che ti è scappato manco fin come qual è? Dopo i campionati italiani ovviamente e dicono che per via di un infortunio non si arriva a centrare l'obiettivo che mi eri preposto all'inizio dell'anno, che era in europeo, sono là della senno di poi cioè non eri preparato, sono arrivata ottave però chi sta nel mio obiettivo. Ecco, allora, febbraio dopo, magari un po' pittata anche dagli obiettivi di Kistan, ma restiamo sempre sulla Maila Andreotti, fruttute. Sì. Isal un riguardo, un aneddoto, che ti viene in chiaro come di quando tu hai staccato a fare. Proprio le piccole. Piccole. Dicono che quando avevi 8 anni, poi manco, sapevi che il ciclismo si doppia le scarpe sul tacchetto. E dicono che il mio primo allenatore, Mariotti, che è di Rivignan, allora se vede anche con i piccoli e mi penso che io vado imparare a mettere su che sa chi e andai intuitivamente tanto che io ho deciso già di smettere di correre che volte lì, dove perché robe qui. Però dopo alla fine lui mi ha insegnato un po' tutto e dicono che anche perché lui lo ringrazio e se che anche di piccolo aveva un carattere nuovo, è facile. E quindi che però mi è rimasto, cioè mi è restato, perché veramente eri già pronta a mollare tutto. Sapete, il modo di mettere il peso Sì, proprio te non arrivavi e... Una bella fufigna, si dice, per Furlan. Dagli allenatori che tu hai avuto, sei di Mariotti, ma qualche altro di città, magari di ricordare? Beh, che è come? Di Mariotti a Cecchini, fin come c'è qui? E hai Simone Cigana, che mi seguisce di qua anche i suoi esordienti, e dicono che lui mi ha portata ha conquistato tutti i miei titoli più importanti fin come ovviamente e continua a seguirmi e dicono che di allenatori che hai avuto che mi è stato più d'ogni è sempre. E sì, insieme a Luca ovviamente. A sarebbe di domandare a loro, ma secondo te, parlo, se voglio di essere allenatore sta ogni a Maila Andreotti, ogni di quando fa allenamento, quando fa gare? Beh, non è facile, sinceramente, perché io ho un carattere abbastanza difficile, non di sapere e loro sono sempre arrivati. Ascolta, bene o male. Sì. Tu dite che tu hai che specialità, campionati italiani e campionati europei. Il livello della competizione in Italia, siamo alti, bassi? Era più alto un 2 anni fa, secondo me. Però comunque dicono che alla metà io corro con case di un anno più grande, se hai la mia compagna di nazionale che comunque è forte e è arrivata anche quinta agli europei e quindi dicono che anche avevate le italiane è stata una soddisfazione in più. Magari le qualche dunque al dice, ma se vince sempre mai Andreotti ci fasino ancora, ma fasino altri lobby, no? Tu vinci sempre tu. Beh, mi è stato detto tante volte, però alla fine dopo, cioè, anche dal ciclismo si tutti amici, quindi non ancora venire a dirmi, ma allora c'è fase contro di te. Ma là, si fermi un momento per la pubblicità, dopo torni per scoviare il Chiamon di P, Maila Andreotti. Prima della pubblicità, ti parlavi con Maila dal fatto che ultimamente in Italia tu vinci sempre tu, Maila, per cui è chiaro che anche gli avversari arrivano a ligare un po'
quasi quella sensazione di perdere proprio in partenza, no? Cioè, gestisci tu la roba lì? Ma sinceramente all'inizio un po' non è che mi dava fastidio, però cioè, non mi metteva che voi di corri, di fa, però dopo alla fine, quando sono arrivati che veramente hanno voluto provare, dicono che mi sono un po' tirata su, perché sennò cioè, noi competizione non è neanche giusto, perché come io sono arrivata che eri piccolo e vincevi, poi comunque arrivava uno più forte e battimi, però non so uno che dice come ha battuto, cioè, per me è sempre un stimolo comunque. Ascolta, invece a livello europeo c'è musicchiati tu? Quali sono gli avversari più forti? Beh, quest'anno fa la prima esperienza europea e dicono che noi là, come dite prima, è come chi volevi, dicono che la Russia come sono le tette più forti. Sì. Quindi Russia, sono che forti, qualche altra scuola in Europa che... Inghilterra anche. Sì. Dicono che in Europa sono che schi dopo tal monte. Dicono che quest'anno l'Italia non ha partecipato ai campionati mondiali per vie di BES, comunque non arrivavi. Il discorso è sempre che... Esatto, però dicono che invece a livello mondiale l'Australia dicono che è più forte di tutti. Quando tu pensi a un sportivo, in generale, non dobbiamo mettere ciclismo, hai tu un riferimento, sai, un atleta, un altro? Io sono sempre cresciuta in squadre o comunque, dato che mi allenavo so pari, la Elena Cecchini, dicono che mi ha insegnato tanto a livello, vabbè, a livello di sport, di ciclismo, ma anche a livello morale, mi è sempre stata donna, mi ha sempre sostenuto tanto, e sin più piccole ovviamente. Elena Cecchini, l'ambiente nazionale c'è moltissimo. Chi ne domanda un po'. Sapevi che arrivava a quel punto chi... Dicono che Cioè ti senti tu di, insomma, cioè preferisco di noi, sinceramente. Vabbè, allora Fevelin di un'altra roba, anche perché comunque, insomma, sono stories un po' così. Fevelin dal 2013 avrà 10 come... Anzi no, prima dal 2013, dal 2012, attualmente qualche appuntamento E come vorrei di riprendere un po' le gare su piste dal mese di dicembre, però giusto così per partire in movimento. E insomma, tu hai anche premi di là a ritirare, per cui insomma sarà un periodo un po' intenso. 2013 allora, Fevelin, obiettivi che tu hai per i prossimi anni? Allora, l'anno passato ho avuto questo infortunio al genoli, quindi non sono arrivata a centrare i miei obiettivi. Dopo aver da fine appunto i campionati italiani, dicono che quest'anno mi piacerebbe vincere poi anche su strade e comunque riconfermarmi i campionati italiani su piste e anche a livello internazionale. Mi basterebbe, cioè anche un podio, non mi accontenterai, cioè non mi accontenti comunque, cercherai sempre di fare il massimo. Sì, c'è atleta Isa Maila Andreotti dal punto di vista magari psicologico-mentale? Allora, dicono che non so dicono che parlando dell'infortunio che hai avuto e tutto quanto mi eri un po', come si dice, intristita, perché mi eri abbattuta a onde, perché non arrivavi a fare ciò che avevi voglia di fare. Però sono anche abbastanza testarde, quindi alla fine dopo arrivi. Tu sei sul furlane, proprio te furlanate fin in tal questo. Al di fuori dal sport o dalla scuola, isa là che ti piace fare o là di qualche banda? Allora, di tempo che mi resta veramente poco, sinceramente, però appena che posso, la forco a me, sempre. Anche perché insomma, magari lei qualche tifoso, qualche dunque lavora di conosciti, lei si in pista a San Juan, la città è lì che si allena. Gli Spoleto, il paese, sì. Gli da qua che tu hai ascoltato in Mutisa. Sì, ovviamente. E dicono che è un paese avonde unito, anche la Int, quando mi fermo, mi domandano sempre. C'è un vai con le gare, si legge sul giornale, dopo in particolare un signore di Spoleto che si chiama Giordano, che è il mio tifoso numero 2, si può dire, dopo i miei genitori ovviamente, e che mi ha sempre seguito quando ero piccinina e quindi mi chiede bene dal mio paese. Ascolta, se fosse una frutta fulana che dice, io voglio di essere di fare come Maila Andreotti, c'è di fare?
Pedalà, sì, sacrificio, tanto sacrificio, determinazione e strangidinci, poi che si possa. Ha tu un inizione, magari in tal caso, come si dice, no? Tirar fuori un obiettivo che non tu dici già nessuno. Beh, per ogni sportivo l'obiettivo è l'Olimpiade. Sì. Non sai a che età chi c'è margine che hai, c'è chi può dare fare. Dici che per come alle partecipare e arrivare a fare i campionati del mondo. Quindi il campionato del mondo e dopo la qualificazione per le Olimpiadi. Tu sei giovane, magari il Brasile potresti essere in... Non sai, sinceramente, non disnuie per... Facciamo così, prima di Rio de Janeiro tu torni ski, tu puoi suonare anche tu vuoi, ma tu torni ski, specie te tante volte lì e ti faccio l'invio di che trasmissione qui, là che vinta a Fevelà. Israele invece un risultato che non tu hai mai chiappato, che non sai, ti manchi un impianto, un hack proprio te. Ta ligada che tu hai fatto come? Quando eri più piccolo, tipo 2-3 anni fa, il mio obiettivo era arrivare a vincere un campionato italiano su strade. E dicono che il mio allenatore, ma non rinfaccia, però mi dice che era il mio che non funzionava perché gli gambi seri, quindi lì do ragione pienamente, la paura, l'agitazione, ogni tanto fre. A sarebbe di magari arrivare a registrare, c'è quando tu sei lì in bicicletta, che il chiaro fa di una roba e gli gambi sta dicendo un'altra, che succede lì per quel momento? È una confusione lì, non tu capisci se cioè magari tu ti convinci che non tu vai in davanti, invece tu potresti da 100 e tu dai 50 e alla fine, cioè se non tu riesci a combinare i due robe difficilmente tu fai salto. Bene, chiamiamo un minuto di trasmissione, ma è una roba che non tu hai mai dite riguardo a tua attività sportive e che tu... No, sono una persona a vonde schiette, sempre noi nuove di Dio. Cercate appunto. Allora, prossimi gare, allora, in febbraio prima tu in dicembre, di anche un appuntamento, magari perché voi di venire a Vioditi in pista. In teoria avrei il 15 di dicembre a Montichiari, lì che è il velodromo a Cuvierte, lì che si allena la nazionale. Quindi 15 dal mese di dicembre a Montichiari, quindi dopo dal 2013 tu vedrai che appuntamenti qui, i campionati invece quando sono dal 2013? Sono anche modi decidi, dicono che il calendario è anche modi di venire fuori. Sarà più o meno comunque sempre agosto, sì, settembre. Sì, fin estate. Allora, esatto. No, sì, rivas in sompe, us vindati tutte le informazioni, anche per conoscere meglio Maila Andreotti. Maila, grazie per la tua disponibilità e simpatie. Con contadis l'appuntamento è sempre qui su Telechiara e FVG Sport Channel la prossima volta che si vede sempre parlando e fevelant in Marilenghe. Grazie Maila e mandi a tutti.